L'ondata di piena del Covid è alle spalle, ma medici e infermieri negli ospedali sono ancora scossi. 1 anno e mezzo di emergenza ha lasciato segni pesanti. Oggi alcuni di loro hanno addirittura bisogno dello psicologo e si rivolgono ai nostri per uscire da una situazione molto difficile. Un malessere generale che nel reparto di chirurgia specialistica di Borgo Roma porta a proclamare lo stato di agitazione. Dopo essersi adattati ai pazienti Covid, i lavoratori non accettano che l'azienda voglia apportare forti cambiamenti non concordati. Il reparto di chirurgia specialistica del Policlinico di Borgo Roma da 30 letti sarà ridotto a 15 letti e in una nota abbiamo scoperto che sarà riaperto al 31 agosto. Quindi i lavoratori oggi sono stati messi in mobilità e sono finiti e confluiti in altri reparti. È giusto che loro non sappiano le loro sorti, è giusto che non abbiano un piano ferie, è giusto che non riposino e soprattutto vengono a saperlo tramite una mail mandata dal coordinatore e nessuno della direzione li chiama e dice sai, forse ti meriti un po' di ferie e poi magari rivediamo dove riposizionarti, ricollocarti. La UIL lamenta l'assenza di risposte da parte della direzione generale e chiede la nomina in tempi rapidi del direttore amministrativo e di quello sanitario.